E quindi aprirei la sesta sessione della giornata, quella che riguarda sempre soluzioni, proposte ed esperienze, e introdurrei subito Lucia Sardo, la collega Lucia. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Presente? Sì. Adesso provo a condividere lo schermo, visto che non abbiamo fatto grandi prove, ma dovremmo esserci, giusto? Sì, esatto. Okay, Io vedo perfetto. perfettamente. Quindi Lucia Sardo, una collega nel mio stesso settore, M08, presenta una relazione sul caso di studio dei fondi personali dell'Università degli Studi di Bologna. Ti lascio subito la parola. Grazie, grazie davvero. Ovviamente che ringrazio anch'io Stefano per avermi coinvolto in questo convegno e come dire, la mia relazione sarà un pochino più, diciamo così, noiosa e tradizionale, nel senso che parleremo un po' dei fondi personali, librari archivistici dell'Università degli Studi di Bologna. In premessa, questo tema è il mio progetto di ricerca come appunto ricercatore qua presso il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Bologna al campus di Ravenna. Per poter parlare un pochino di fondi personali, considerando che è una ricognizione ancora in corso, però è fondamentale fare, secondo me, un paio di premesse che cercherò di fare velocemente, in modo anche da riuscire un po' a recuperare i tempi, ovvero la prima premessa fondamentale è quella della definizione di fondo personale, perché in questo modo noi andiamo immediatamente a circoscrivere, a delimitare il campo di indagine di lavoro, in modo tale da non creare equivoci terminologici e avere ben chiaro l'oggetto nello studio. Stiamo parlando infatti di realtà che possono essere molto diverse fra loro. In molti casi magari vengono chiamati fondi realtà documentali che potrebbero effettivamente non esserlo, e risulta fondamentale appunto una definizione per decidere cosa si possa includere nel concetto di fondo personale, cosa invece sarebbe opportuno escludere. Per la definizione ci si rifà a quanto affermato nelle linee guida sul trattamento dei fondi personali, di cui già ieri si è accennato, quelle curate appunto dalla Commissione Nazionale Biblioteche Speciali, Archivi e Biblioteche d'autore e dell'Associazione Italiana Biblioteca. La redazione finale è del 2019 e la riprendo per appunto andare a definire i fondi personali. Per fondi personali si intendono complessi organici di materiali editi e o inediti, raccolti e o prodotti da persone significative del mondo della cultura, delle professioni e delle arti, prevalentemente dal XIX secolo in poi. Fondamentale questo per una parte del ragionamento che faremo in seguito. L'elemento aggregatore rimane l'individuo e dunque il corpus preso in esame deve essere documento e testimone degli interessi, delle attività e delle relazioni della persona nel contesto storico e culturale in cui ha operato. Quindi questa è la definizione. Dopodiché la definizione continua e come dire, va a dettagliare maggiormente alcuni aspetti, ma teniamoci per buona questa definizione generale che ci può comunque andare ad aiutare nelle riflessioni che faremo dopo. L'altra indispensabile premessa è una presentazione del funzionamento dell'organizzazione del sistema bibliotecario di Ateneo, lo SBA, dell'Università di Bologna. Come dire, premessa della premessa, le biblioteche delle università italiane sono state riorganizzate a seguito della legge 240 del 2010 di riforma dell'assetto organizzativo delle università. Il sistema bibliotecario di Ateneo, dell'Alma Mater, come da articolo 28 dello Statuto, è l'insieme coordinato dei servizi finalizzati a conservare e valorizzare. Scusate, non ho girato le slide, ero convinta fossero andate avanti di loro, invece no. Eccoci qua. È l'insieme appunto coordinato dei servizi finalizzati a conservare, valorizzare, sviluppare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario documentale, ed è lo strumento per sostenere le esigenze didattiche, scientifiche e istituzionali dell'Ateneo. Ha un apposito regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento ed è abbastanza complesso, nel senso che è articolato in Biblioteca Universitaria di Bologna, che è disciplinata da un apposito regolamento di funzionamento. Farò subito dopo un veloce affondo su quella che viene chiamata BUB. Biblioteche centrali
e biblioteche dipartimentali. Quindi abbiamo la Biblioteca Universitaria di Bologna che appunto fino al 2000 era ancora afferente al Ministero e poi dopo un lunghissimo processo che è effettivamente terminato nel 2017 è entrata a fare parte del sistema bibliotecario di Ateneo. Le biblioteche centrali, e con biblioteche centrali si intendono le biblioteche di campus, le biblioteche già denominate interdipartimentali, la biblioteca di discipline umanistiche, la biblioteca di discipline economiche Walter Bijavi e le biblioteche di nuova costituzione che erogano servizi a un plesso o a un distretto scientifico didattico. E poi abbiamo le biblioteche dipartimentali, che sono integrate finanziariamente e organizzativamente nei rispettivi dipartimenti. Questo per le biblioteche. A livello di amministrazione generale esiste l'ABIS, l'area biblioteche e servizi allo studio, che serve a supportare la realtà delle biblioteche. Qualche numero per capire come dire, la situazione. Le biblioteche dell'Università di Bologna quindi sono 97, anzi per essere come dire, più precisi dico 97 perché sono 97 le realtà identificate con un proprio codice ACNP. Quindi abbiamo 97 codici, quindi 97 realtà identificate e individuate così. E abbiamo poi le 6 biblioteche interdipartimentali, comprese BUB e Archivio Storico. A, tra virgolette, complicare un pochino la situazione, hanno un codice proprio anche specifiche sezioni all'interno di una biblioteca dipartimentale. Per cui, ad esempio, la biblioteca del DISCI, del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà, che ha diverse sedi, non ha un codice unico, ma è identificata. Le varie sezioni sono identificate e sono identificate da diversi codici. Questo per dare un'idea. Come dire, non affronterò la questione della BUB, cioè la Biblioteca Universitaria di Bologna, che è sicuramente una realtà importantissima per quanto riguarda il patrimonio documentale dell'Università di Bologna, perché per la maggior parte conserva fondi che potremmo definire antecedenti al XIX secolo. Maggior parte, ovviamente sto facendo un pochino di generalizzazioni. Ho iniziato a fare un lavoro sui registri d'ingresso presenti in biblioteca per vedere e verificare la presenza di eventuali fondi entrati in biblioteca diciamo nell'ultimo secolo e mezzo. Il lavoro è stato diciamo così pesantemente rallentato per usare un eufemismo dalla pandemia in corso e come dire, conto di riprenderlo in tempi brevi. Non sono emerse delle situazioni, diciamo così, sconosciute o ignote a precedenti ricognizioni che erano già state fatte. Oggi però, come dire, in questa relazione mi concentrerò principalmente sui fondi posseduti dalle diverse biblioteche, le famose 97 biblioteche di cui sopra. Punto di partenza, devo ringraziare la dottoressa Federica Rossi, attualmente responsabile della biblioteca del DISCI, per avermi fornito una precedente ricognizione dei fondi. Questa è stata una delle, diciamo così, dei materiali da cui sono partita per fare questa ricognizione, per fare questo ragionamento sui fondi dell'università. La seconda fase di analisi, molto banalmente, è stata quella dell'analisi delle pagine web di presentazione delle singole biblioteche. Quindi un controllo e una verifica di come le diverse biblioteche presentavano eventualmente i propri fondi personali. E contemporaneamente ho predisposto un questionario sui fondi personali per raccogliere appunto ulteriori informazioni per avere i dati il più possibile aggiornati e in questo devo ringraziare il presidente dello SBA appena diciamo così, uscito, il professor Pescatore, il dottor Paolo Albertazzi e anche la professoressa Sabba per avermi diciamo così, aiutato a presentare e diffondere questo questionario a tutte le biblioteche. Le risposte a questo questionario mi sono state date sia compilando questo form online che avevo predisposto, sia mandandomi le informazioni via mail in qualche caso particolare o anche con diciamo così, approfondimenti telefonici per spiegarmi situazioni particolari o realtà, secondo i bibliotecari, particolarmente complesse. Il lavoro adesso è
che sto facendo ancora è stato quello di, diciamo così, fusione di queste 3 diverse ricognizioni per andare a vedere un pochino come si integrano fra di loro, dove ci sono delle discrepanze, quali tipologie di dati abbiamo e quali invece devono ancora essere raccolte. Brevemente, le ricognizioni precedenti segnalavano 51 fondi. In questo caso erano state suddivise per le aree, diciamo così, tematiche in cui sono divise le biblioteche dell'Università di Bologna. Quindi abbiamo 2 biblioteche nell'area scientifica, una biblioteca nell'area tecnologica, 5 biblioteche nell'area umanistica e poi c'erano le 2 biblioteche di campus. La realtà appunto dell'Università di Bologna prevede anche i campus delle principali città capoluogo di provincia della Romagna, quindi Forlì, Ravenna, Cesena e Rimini. Spero di non aver dimenticato nulla. Questa prima ricognizione, come potete vedere, presentava solo 51 fondi e però fa già emergere un dato che sarà confermato, ovvero che le biblioteche di area umanistica tendono a essere quelle che conservano più fondi personali. Dall'analisi dei siti web, principalmente 15 biblioteche conservano un totale di 123 fondi. Quindi la prima ricognizione aveva evidenziato solo una parte di questi fondi, invece da questa ricognizione siamo arrivati ad avere 123 fondi. Iniziano a esserci delle diversificazioni, comunque questo è l'elenco delle biblioteche che risultano possedere fondi partendo dal loro sito web di presentazione. Il questionario, come vi ho detto, è stato sia compilato online che compilato via mail. Mi hanno risposto 15 biblioteche. Ovviamente anche in questo caso la situazione di pandemia non ha per nulla aiutato questo tipo di lavoro e devo ringraziare anche tutti i bibliotecari che nonostante la situazione particolarmente complessa sono riusciti comunque a fornirmi dei dati per quanto riguarda i fondi posseduti dalle biblioteche rispettive di appartenenza. Grazie alle risposte è stato comunque possibile censire anche fondi non ancora presenti online e avere ulteriori informazioni sulle modalità di trattamento e di valorizzazione dei fondi stessi. È un lavoro ancora in fieri. Vi presento sempre abbastanza velocemente, visti i tempi ristretti, alcuni dati che secondo me possono essere interessanti, che sicuramente avranno bisogno di ulteriori approfondimenti e di ulteriori chiarimenti, ma già secondo me emergono alcune tendenze interessanti. Su 97, 25 biblioteche risultano avere dei fondi personali, 72 no. Uno dei problemi, come ho già velocemente accennato prima, è che in alcuni casi, a mio avviso e analizzando un pochino i dati raccolti, non è detto che tutti questi fondi rientrino, come dire, totalmente nella categoria fondi personali come prevista dalle linee guida. Quindi bisognerà in una seconda fase andare a fare un pochino dei lavori di maggiore precisazione, maggiore scrematura rispetto a questo concetto. Diciamo che al momento quelli che le biblioteche stesse definiscono fondi sono 192 in tutto. In questo caso le biblioteche con più fondi sono quelle che potete vedere, svetta il FICLIT con una quarantina di fondi, seguito dall'ILCOM 23, emerge la presenza di notevoli fondi personali presso la biblioteca di Agraria. Dopodiché ho raggruppato le biblioteche del DISCI, vi ho fatto l'esempio prima di questo dipartimento perché appunto ha diverse sezioni e quindi ha una situazione abbastanza complessa dal punto di vista della gestione documentale. Ad esempio alcuni fondi del DISCI sono stati depositati presso l'archivio storico della BUB, quindi anche in questo caso formalmente appartengono al DISCI, fisicamente sono collocati presso un'altra sede. I campus possiedono delle buone quantità di fondi, sia il campus di Forlì che il campus di Ravenna, rispettivamente con 11 e 9 fondi personali. Quindi questo per dare così un pochino un'idea quantitativa della distribuzione dei fondi.
come già accennato prima dai dati emersi dalla prima ricognizione, sono principalmente le biblioteche, diciamo così, di area umanistica, quelle più attrattive per i cosiddetti fondi personali. Composizione dei fondi. Abbiamo 108 fondi solo librari, 48 fondi archivistici e librari, 13 fondi esclusivamente archivistici e 23 fondi di cui non è stata comunicata la composizione. Quindi quantomeno su questi 23 fondi andrà fatto un secondo passaggio per andare a capire la Costituzione. Posso fare delle supposizioni immaginando che alcuni di questi siano esclusivamente librari da altri dati che emergono dai questionari e dalle risposte che sono state date al questionario. Come dire, nota in calce alla slide è come dire, fondamentale, ovvero ho semplificato scrivendo solo librari, ma con librari si intendono fondi, sì, prevalentemente costituiti da materiali librari, ma anche da altri materiali catalogabili in SBN, perché poi alla fine un pochino credo che il discrimine sia stato quello per definirli di tipo librario. Chiamiamoli fondi costituiti da risorse documentali di tipo bibliotecario che i bibliotecari riconoscono e trattano come materiali catalogabili in SBN, che è un pochino più lungo da dire, ma sicuramente più preciso. Un dato provvisorio interessante riguarda i possessori. 103 risultano essere docenti o ex docenti dell'Università di Bologna, tra cui anche alcuni rettori, 89 non docenti dell'Università di Bologna. È un dato interessante per vedere anche, diciamo così, l'attrattività delle biblioteche dell'università rispetto a personale esterno, quindi rispetto a possessori esterni, e allo stesso tempo vedere anche l'attrattività dell'università nei confronti dei propri docenti e dei propri ricercatori. La maggior parte dei fondi risulta donata dal possessore del fondo o dagli eredi. 15 fondi sono stati acquistati, 4 risultano in comodato d'uso e 1 in deposito, ma il possessore risulta essere quello che fino all'anno scorso era l'IBC, l'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Quindi principalmente si tratta di donazioni. I casi degli acquisti riguardano in genere fondi abbastanza significativi, fondi in qualche caso magari acquistati e poi donati alla biblioteca. Interessante anche il dato sulla collocazione dei fondi. Solo per 46 casi è stato esplicitamente detto che è stata mantenuta la collocazione originaria del fondo, mentre in 80 casi il dato non è disponibile o si tratta di materiali che sono stati ricollocati poi dai bibliotecari. Anche in questo caso, come vedete, ci saranno un sacco di approfondimenti da fare. I materiali sono generalmente disponibili per la consultazione, ma in molti casi con restrizioni decise dalla biblioteca. Non ci sono tantissimi casi di disposizioni specifiche fatte dai donatori. E la riproduzione tendenzialmente è consentita, ma vengono fatte ovviamente valutazioni caso per caso. Un altro dato secondo me molto interessante riguarda le pagine web. Solo 5 fondi vengono indicati come fondi a cui è stata dedicata una pagina specifica, mentre negli altri casi è disponibile una pagina dedicata a tutti i fondi con qualche piccolo approfondimento magari su alcune realtà considerate parecchio rilevanti o più rilevanti per la biblioteca. Ho fatto un controllo su questi 192 possessori, così in vista di proposte di vario genere o in vista di eventuali proposte di buone pratiche o di attività di altro tipo. 82 possessori risultano avere una pagina su Wikipedia o sull'enciclopedia Treccani. Questo anche per dare un'idea della, diciamo così, rilevanza o di quanto siano così conosciuti sul web i possessori di questi fondi. Andiamo alla situazione catalografica, che poi è secondo me la condizione di base per poter poi procedere a qualsiasi altro tipo di attività. Risultano catalogati dei 156 fondi librari o misti
126 fondi. Quindi diciamo che dal punto di vista catalografico bibliotecario, in linea di massima è stato fatto un buon lavoro dalle biblioteche nel corso del tempo. 30 risultano non catalogati in SBN, ma nella maggior parte di questi casi l'indicazione che è stata data è che erano materiali in corso di trattamento, che si sarebbe proceduto velocemente a catalogarli. Per quanto riguarda la situazione dei fondi catalogati, 106 hanno una collocazione specifica, 77 hanno una nota al possessore e 24 fondi hanno una descrizione a livello di esemplare, in questo caso non necessariamente per tutti i materiali ovviamente, ma per quelli che lo richiedevano, per quelli per i quali poteva essere interessante avere questo tipo di informazioni. Quindi si è arrivati anche a un livello abbastanza specifico. Risultano svolte invece attività di valorizzazione solo per 27 fondi da parte di 11 biblioteche. Le attività indicate sono quelle che vedete nella slide, quindi attività variegate di diverso tipo. Non è stato indicato, ma in un caso un fondo è stato anche oggetto di una tesi di laurea. Mi auguro di poter presto andare a dare un'occhiata direttamente anche a questo lavoro per andare ad approfondire poi questa prima ricognizione, per cui si parte dalla pubblicazione del catalogo dell'inventario del fondo, alle giornate di studio, presentazione ai convegni, eccetera, eccetera. Quindi attività di valorizzazione abbastanza variegate. Due cose mancano in questa presentazione, mancano non perché non ne volessi parlare, ma perché la situazione è abbastanza complessa, ovvero non ho parlato dei fondi di tipo archivistico. La situazione dei fondi di tipo archivistico o la situazione dei materiali archivistici all'interno dei fondi misti è un pochino più problematica, ovvero sono stati quasi del tutto non trattati o trattati molto poco. Solo in pochi casi esistono degli inventari, in altri casi esistono elenchi di consistenza, esistono come dire, materiali vari. Quindi la situazione del materiale archivistico nelle biblioteche è sicuramente complessa e più problematica e sarà sicuramente quella su cui probabilmente sarà opportuno intervenire prioritariamente nel momento in cui si vorranno fare delle valutazioni sulle buone pratiche di gestione di questi fondi. L'altro grande assente di questa presentazione è il digitale, nel senso che nessuno ha esplicitamente detto che c'è presenza di materiali digitali all'interno di questi fondi. In parte sicuramente questo è dovuto al periodo storico in cui sono vissuti i possessori, ma la mancanza di materiali digitali dovrebbe iniziare a, secondo me, far subito scattare dei campanelli d'allarme per poter essere preparati nel momento in cui ci saranno eventuali donazioni di questo tipo o donazioni che prevedono anche la presenza di materiali, diciamo così, di supporti digitali all'interno di questi fondi. Le conclusioni assolutamente provvisorie e che avranno bisogno di ulteriore studio possono essere velocemente riassunte così e anche direi molto banalmente, ovvero è una situazione sicuramente complessa e variegata. I fondi sono tantissimi, sono veramente tanti, concentrati anche in relativamente poche biblioteche, quindi diciamo 192 fondi, 25 biblioteche circa, quindi è una situazione abbastanza particolare. Si tratta di fondi che hanno sicuramente delle grandissime potenzialità e delle grandissime potenzialità non solo per il personale, diciamo così, docente per gli studenti dell'Università di Bologna, ma hanno anche delle grandissime potenzialità per le attività di valorizzazione, divulgazione e di terza missione che l'università e le biblioteche sono chiamate sempre più a svolgere. E, come dire, da parte mia, la conclusione che al momento posso trarre è che con questi dati a disposizione sicuramente una seconda fase sarà indispensabile prima di poter procedere alla conclusione di questo progetto, che sarebbe appunto la conclusione comprenderebbe appunto una
definizione più precisa dei fondi, una loro descrizione e volendo un tentativo di proposte di buone pratiche per la loro gestione e valorizzazione. Direi che ho cercato di stare nei tempi, di essere il più rapida e sintetica, ma spero anche chiara possibile. Ringrazio ancora tutti e tutti coloro che mi hanno permesso di fare questo lavoro e questa ricognizione. Ripasso la parola a Stefano Allegrezza e ai prossimi relatori e ovviamente se ci sono domande sono a disposizione. Grazie Lucia per questa bella e approfondita disamina dei fondi personali nel nostro sistema bibliotecario dell'Ateneo, che francamente neanche io conoscevo così in profondità, e ti ringrazio anche perché sei stata una delle anime nell'organizzazione di questo convegno, quindi voglio ricordarlo pubblicamente. Grazie, grazie, sì, insomma è stato una bella esperienza cercare di organizzare questo convegno e direi che insomma la partecipazione e le relazioni che stiamo ascoltando stanno dando stanno rendendo merito all'impegno principalmente tuo, ovviamente. Grazie Lucia. Allora, se riusciamo, io vorrei dedicare anche qualche minuto per le domande, quindi vado velocemente alla relatrice successiva, che è Natalia Cangi, che è la direttrice della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, correggimi se sbaglio, ma credo prendo queste informazioni ovviamente dal sito ufficiale, che ci parlerà della rete come strumento di accesso alle fonti personali, la transizione digitale nell'archivio diaristico nazionale. Quindi prego, Natalia, a te la parola. Stefano, intanto ti ringrazio moltissimo. Riprendiamo. Dunque, c'è qualche problema d'audio, non so se dipende da me. Il discorso che avevamo iniziato a Torino. Io ti sento bene. Mi senti? Adesso sì. Non so. Provo a stare più vicina. Dicevo, riprendiamo il discorso che avevamo, diciamo così, in qualche misura affrontato in un incontro a Torino dove ci siamo conosciuti, e io vi parlo di questa realtà che è una realtà molto particolare e che a un certo punto della sua storia, nel 2011, ha avviato un vero processo verso il digitale. Però devo fare un passo indietro. Natalina, scusami se ti interrompo, suggeriscono di chiudere il video perché c'è forse un problema di banda. Se non hai nulla da mostrare, puoi... Nulla da mostrare. Adesso mi sentite meglio? Dovrebbe sentirsi un po' meglio adesso, sì, senza video. Allora, dicevo, per noi questa transizione è iniziato, c'è un anno che è il 2011, ma devo necessariamente fare un piccolo passo indietro per dire quando nasce questa realtà e soprattutto di cosa si occupa. Nasce nel 1984, è un giornalista, Saverio Tutino, che ha in mente questo progetto e chiaramente la fondazione si colloca in quel territorio dove le scritture popolari ebbero in quella particolare in quel particolare decennio ebbero una loro riscoperta, ma soprattutto un tentativo anche di fare chiarezza su quello che era questo enorme patrimonio di scritture fatto da diari, da memorie, da lettere, da autobiografie per l'appunto. Quindi stiamo parlando di fondi personali. E perché quegli anni ricordo, nasce l'Archivio della Scrittura Popolare di Trento, nasce l'Archivio Ligure della Scrittura Popolare e un paio d'anni prima, appunto, come dicevo, l'Archivio. L'Archivio nasce con questo grande appello di Tutino che dice: guardate nei cassetti, nelle soffitte, negli armadi, avete questi documenti così preziosi, una traccia di vita, mandatela a Pieve perché in quel luogo saranno conservate per sempre. Quindi di fatto lancia un appello molto forte dalle pagine di Repubblica, dove in quel momento scriveva, e però si assume anche una responsabilità, ovvero quella di ricoprire un ruolo che probabilmente fino allora nella società italiana non esisteva, quindi un ruolo di un'istituzione. In realtà noi abbiamo fatto un lungo percorso, ci siamo occupati nel tempo appunto di raccolta, quindi raccogliere e incrementare questi documenti, dopodiché alla metà degli anni 90 è iniziato un processo di catalogazione che ovviamente procede quotidianamente per quanto ci riguarda,
E poi le pubblicazioni, e poi il premio Pieve, insomma tutti strumenti di valorizzazione che andavano nella direzione di appunto di far emergere questa ricchezza che le scritture popolari, cosiddette popolari, mostravano. Queste scritture coprono un arco straordinariamente ricco, si va dall'inizio dell'Ottocento fino ai giorni nostri, quindi l'archivio è un luogo che intercetta anche le forme di scrittura che oggi diciamo sono maggiormente in uso. Raccogliamo testi di pandemia, che sono testi a metà tra la testimonianza scritta e la testimonianza video, audio. Quindi è un osservatorio straordinario di quello che, di come di fatto in qualche misura si riflette anche la società. Io non parlo nemmeno più della società italiana, perché ormai anche con dei progetti che sono nettamente all'avanguardia, noi siamo dei partner, penso al progetto DIMMI, Diari Multimediali e Migranti, ci collochiamo anche in una sfera internazionale, sono oltre 430 le testimonianze multimediali che sono approdate qua e praticamente scritte, raccontate, narrate da cittadine e cittadini provenienti da 50 paesi e da 4 continenti. Questo per dire quanto questo archivio riguarda tutti al punto che nel 2009 viene dichiarato di notevole interesse culturale. E questo ha segnato evidentemente una svolta per quanto riguarda anche altri tipi di attività su cui l'archivio è impegnato, oltre alla catalogazione, la conservazione è un altro elemento fondante della nostra realtà, e poi appunto la valorizzazione, ecco, fino diciamo a quel 2011 che per me segna una data importante, una svolta per la fondazione. Noi ci muovevamo in questo territorio, che era quello degli archivi del Novecento, perché la maggior parte della nostra raccolta appunto è una raccolta che affonda le radici nel Novecento, le guerre, le migrazioni sono elementi centrali all'interno delle pagine, moltissime, perché io mi porterò un dato, porterò dei dati che sono quelli al 31 dicembre del 2020 per essere, insomma, per quelli sono dati certi. Avevamo 9.050 autori unici e di questi 950 autori unici ne avevamo catalogati 8.600, un po' di margine c'è sempre. Sto parlando di un fondo inedito che ormai supera 1.300.000 pagine scritte. E poi vorrei arrivare appunto alla parte digitale. La parte digitale per me ha inizio in quell'anno, inizio perché l'archivio è al centro di un progetto finanziato dalla Fondazione Telecom che noi chiamiamo, siamo noi a dar questo nome, digitali, e questo progetto si articola di fatto in tre grandi aree. La digitalizzazione di tutto il fondo, e quindi ci mettiamo lì e cominciamo a fare una digitalizzazione massiva. Nel 2016 avevamo digitalizzato 6.500 autori unici, l'anno che si è concluso, nel 2020 erano 8.280, quindi di fatto cerchiamo di riallineare rapidamente la digitalizzazione al posseduto. 886.000 file, insomma, tanto per dare un po' le dimensioni anche di cosa ho voluto dire, digitalizzare, creare un archivio digitale oltre che quello cartaceo. Poi l'altro grande tema è un museo. Se da un lato ci volevamo proiettare attraverso l'internet, e poi vi dirò come, e quindi fornire degli strumenti di ricerca, accesso alle fonti, agli studiosi di tutto il mondo, dall'altro abbiamo pensato a come fare arrivare le persone qua. Quindi un piccolo museo che però è un museo digitale, laddove per la tecnologia mi piace evidenziarla come sta un po' un substrato, un sottofondo a quella che è invece questa storia straordinaria che è quella dell'archivio e delle sue storie. Il nostro museo, per semplificare, possiamo definirlo un museo di narrazione, dove la persona che entra è coinvolto in un ambiente che è un ambiente particolare di memoria, di narrazione, dove la frammentazione delle storie è fondamentale, perché questo percorso, che poi è uditivo e sensoriale, arrivi direttamente a chi entra, varca quelle stanze.
ci vorrebbe molto tempo per parlare del museo, quindi non ne parlerò, ma l'invito è a venire a visitare il piccolo museo del diario perché ne vale la pena. Invece voglio parlare della terza parte in cui si snodava questo progetto, che era quello legato alla realizzazione di una digital library e poi delle piattaforme tematiche. Ecco, la Digital Library in realtà noi l'abbiamo in buona parte realizzata, anche se non è mai andata online. Oggi contiene quei 6.500 autori che avevamo digitalizzato. Dobbiamo definire le ultime, diciamo così, alcuni aspetti di quel progetto che per noi è importante, ma via via lo abbiamo pensato come destinato ai ricercatori e agli studiosi. C'è da considerare che qui su questo patrimonio sono state fatte ben 192 tesi di laurea, quindi è un patrimonio che viene continuamente consultato, valorizzato anche attraverso la ricerca. Ecco, se sulla Digital Library ci siamo un po' fermati, abbiamo invece messo a punto un sistema di piattaforme tematiche. La prima è quella La Grande Guerra, i diari raccontano, realizzata con il gruppo editoriale L'Espresso, dove noi la consideriamo una piattaforma prototipale dove abbiamo di fatto strutturato il portale inserendo gli autori, inserendo una scelta di temi, e tutte le piattaforme lavorano in quella direzione, ovvero prendono in esame una tematica che è molto presente, molto urgente in archivio. L'individuazione dei temi è una sorta di metadatazione che viene fatta, quindi si individuano quei tag che possono essere di utilità, si collega questa parte degli autori, dei temi a degli eventi, a delle pagine di approfondimento. E poi la prima piattaforma era geolocalizzata, georeferenziata, in modo da fornire uno strumento a chi, non tanto al ricercatore che viene qua e magari si legge il testo integrale, lì si parla di estratti, erano circa 1000 estratti quelli inseriti per 170 autori. Ricordo che il fondo Grande Guerra sono oltre 470 autori. E però era interessante vedere la scelta delle tematiche. Furono divise in 3 grandi macro aree, una di tipo bellico, erano 24 le tematiche che afferivano a quel tipo diciamo, di raggruppamento. 20 tematiche erano riferite alle condizioni materiali e quindi a tutte le privazioni che queste persone che vivevano pressoché in una condizione di soldati, di militari, perché i civili sono una parte molto residuale su questo fondo. E poi c'era l'altra parte che era invece la sfera delle emozioni, no? Dove dalle emozioni si andava dall'amore alle emozioni più drammatiche, quindi tentativi di suicidio, cosa generava l'idea, no, di togliersi la vita in quelle particolari situazioni. E questa piattaforma ebbe un grande successo, tant'è che poi noi ricominciamo subito a lavorare su un altro tipo di progetto che è invece che riguarda gli italiani all'estero. Ecco, questo progetto è con il Ministero degli Esteri, qui è significativamente importante, si chiama Italiani all'estero, i diari raccontano, è significativamente importante la parte dei diari che sono stati valorizzati, sono più di 500, e il fondo il cosiddetto emigrazione esterna è diciamo oltre 520-530 unità, e quindi abbiamo un po' esplorato tutto. Anche qui sono stati individuati dei temi, 80 temi, abbiamo realizzato un planisfero. L'obiettivo delle piattaforme naturalmente era sempre quello di fornire uno strumento che fosse, come dicevo prima, non tanto rivolto allo studioso, ma interessasse un pubblico diverso, ovvero anche di non addetti ai lavori, e soprattutto un target verso il quale la Fondazione è costantemente impegnata, che è quello degli studenti e quindi delle studentesse e degli studenti. Noi lavoriamo moltissimo con le scuole, quindi questi strumenti dovevano servire anche per questo. Ma facciamo un ulteriore passaggio. Se la piattaforma Italiana all'estero, i diari raccontano, già rappresenta una notevole evoluzione rispetto alla prima, il passaggio significativo lo stiamo facendo proprio in questi mesi con un progetto realizzato in collaborazione con l'Università di Siena, con il Dipartimento di Scienze
politiche, sociali e cognitive, il DISPOC, ed è una piattaforma di digital storytelling che quindi presenta un ulteriore strumento di avanzamento rispetto ai portali di cui ho brevemente accennato, per poi ce ne sono anche altri due, ma che il tempo scorre velocemente, quindi cerco di attenermi ai tempi. Ecco, questa piattaforma di digital storytelling è un progetto molto importante, c'è un assegnista che ci sta lavorando, è un progetto che si fonda sulla Human Centered Design, quindi come metodologia che è alla base di tutto lo sviluppo della piattaforma. E il problema che abbiamo voluto provare a risolvere appunto con il professor Bonini, che è il tutor di questo progetto, era come un archivio come il nostro, fatto di scritture personali, potesse far emergere un maggior numero, un importante numero di scritture e quindi diffondere a livello digitale questo patrimonio. Ma non ci siamo fermati lì, perché se no sarebbe una riproposizione di quanto fatto fino allora. Abbiamo cercato di mettere a punto anche tutte quelle competenze culturali e creative che erano intanto maturate intorno ai nuovi media. E poi abbiamo ipotizzato una presenza attiva e quindi come dire, una sorta di invito ad incrementare proprio la partecipazione attiva delle persone per aiutarci a valorizzare il patrimonio, ma anche a caricare in questo sito che debutterà, credo, alla fine del 2022, le proprie testimonianze. All'interno della piattaforma ci saranno dei percorsi, uno in particolare ci lega a Bologna perché abbiamo una collaborazione con un Movies, e uno dei percorsi sarà lungo la via Emilia, per cui di fatto in questa piattaforma che sarà una piattaforma di tipo editoriale, quindi sarà una piattaforma che dovrà essere alimentata costantemente. Ci sarà un percorso appunto dedicato alle moltissime storie che affondano in questa terra, e queste storie verranno di fatto in qualche misura commentate, verranno valorizzate, impreziosite dai film di famiglia di un Movies. Ci sarà un corso dedicato a un altro progetto che stiamo realizzando con l'Università di Siena. Questo progetto lo realizziamo con il DISPI, è invece Voce dall'Italia Repubblicana. Ecco che prendiamo in esame un'altra grande fascia del nostro patrimonio, che è quello riconducibile cronologicamente agli anni che vanno dal 1946 al 1968. E ci sarà un percorso, appunto, Voci dall'Italia Repubblicana sarà inserito all'interno di questa piattaforma. Ma questa piattaforma avrà anche un ulteriore livello, avrà 3 livelli di accesso. Il primo sarà un po' più generalista, quindi chi sarà interessato potrà entrare, l'altro sarà dedicato agli insegnanti, e abbiamo proprio lavorato insieme agli insegnanti in questi mesi per realizzare quel secondo livello. E il terzo, per chiudere un po' il cerchio, dovrebbe essere il livello dedicato alla digital library, ovvero a tutti quegli studiosi ai quali non possiamo offrire i testi non integrali, ma avranno bisogno invece di consultare i testi nella loro integralità, e pertanto potranno accedere attraverso questo terzo livello, che si combinerà inevitabilmente con l'altro progetto che avevamo un po' tenuto in sospeso, ma che per noi è un progetto sempre in qualche misura da continuare a coltivare e su cui continuare appunto a lavorare. Ho cercato di stare nei tempi perché non vorrei ecco, prenderne più.
Ecco, in sintesi è questo approccio verso il digitale. Dall'altro devo dire che abbiamo continuato a fare le cose che facevamo prima, per cui abbiamo continuato a pubblicare, a realizzare il premio Pieve, a fare appunto il piccolo museo di cui vi ho accennato, e quindi abbiamo questa doppia infrastruttura che è quella cartacea e quella digitale. Perfetto, grazie Natalia, sei stata pienamente nei tempi. Approfitto per una brevissima domanda, ma avete già preso in considerazione la possibilità di accettare non solamente diari cartacei, ma anche le nuove forme di diario? Per esempio penso ai blog, non so se il diario su Facebook possa essere considerato un diario, ma esistono sicuramente altre forme, diciamo, che vanno sempre più sostituendosi ai diari cartacei. Sì, questo è un grande tema, nel senso che di fatto sono già arrivati dei blog che poi sono stati in qualche misura dagli stessi autori che di fatto tiravano un po' le fila della narrazione, no? Trasformati in qualcosa di cartaceo, no? E quindi ce l'abbiamo questi dal 2003, un caso è del 2003, lo ricordo bene, così come un caso è del 2001, uno scambio mail tra due giovani cervelli in fuga, uno in Scozia e l'altro negli Stati Uniti. Quindi guardiamo queste forme con grande interesse, però ritengo che c'è necessità di fare anche un approfondimento di tipo scientifico su queste fonti, per cui noi abbiamo aperto ad esempio col progetto DIMMI, che è l'acronimo di Diari Multimediali Migranti, e chiaramente abbiamo aperto la multimedialità, però stiamo avendo un approccio molto graduale verso queste fonti. Nel progetto DIMMI, lo ricordo, c'è il professor Alessandro Triulzi, che è chiaramente membro del comitato scientifico, ma con lui discutiamo tantissimo su questo tipo di approccio, perché lì effettivamente arrivano i blog, i cosiddetti diari fatti attraverso Facebook, e quindi di fatto una timida apertura c'è già attraverso questo progetto, però diciamo che ancora l'archivio nella sua complessità deve un po' riflettere su queste nuove forme di scrittura di sé. Benissimo, e quindi siamo in pieno tema del convegno. Grazie Natalia. Grazie Stefano. E adesso passerei la parola, così cerchiamo di recuperare qualche minuto, a Carianne Fiorini, che è archivista e curatrice indipendente nel campo del cinema e degli audiovisivi e che è nota in modo particolare per la sua pluriennale collaborazione con Home Movies, che tu poi hai citato poco fa, Natalia, quindi con l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia, oltre a tantissime altre cose, per esempio è docente del corso di alta formazione in archivistica contemporanea presso l'ACS, Archivio Centrale dello Stato. Allora, lei presenta una relazione dal titolo I film di famiglia dall'archivio al web, un approccio metodologico. Ariane, a te la parola. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Condivido subito il mio keynote. Mi sentite? Tutto bene? Sì, perfetto. Bene, allora buon pomeriggio a tutti e ringrazio il professor Allegrezza per avermi coinvolta in questo convegno che ho seguito con molto interesse, dandomi così la possibilità di presentare un lavoro e un approccio metodologico legati alla valorizzazione in ambito archivistico e in ambiente digitale di una particolare tipologia di fondi di persona, quali quelli costituiti dai cosiddetti film di famiglia, nati in formato analogico, la pellicola, e fruibili oggi grazie a un lungo processo di salvaguardia che comporta anche il loro passaggio in forma digitale, che solo recentemente, negli ultimi 20 anni in Italia e un paio di decenni prima negli Stati Uniti e nel Nord Europa, hanno cominciato ad essere considerati meritevoli di attenzioni in ambito archivistico. In Italia esistono diverse realtà quali cineteche, archivi audiovisivi, associazioni, biblioteche, mediateche e altre istituzioni culturali dislocate lungo tutta la penisola
incluse le isole, che più o meno sistematicamente si occupano di salvaguardare queste memorie filmiche private impresse su pellicola, girate prevalentemente a partire dai primi anni 20 fino agli anni 80 del secolo scorso. Aggiungo che negli ultimi anni alcune di queste realtà hanno cominciato ad occuparsi anche del recupero dei video di famiglia che sono stati girati dagli anni 80 in poi in supporti diversi, quali ad esempio i video analogici AI8, Video 8, VHS, eccetera, eccetera. Per lo più però le varie realtà archivistiche presenti sul territorio nazionale si sono specializzate nel recupero dei film girati in pellicola, che sono quelli più datati e quelli che necessitano di interventi di restauro e di salvaguardia più urgenti. Qui ne vedete alcuni di questi archivi. Quindi parlerò di film di famiglia, faccio partire a questo proposito una breve sequenza estrapolata da un film di famiglia girato nel 1929 a Cagliari, da un cinematore sardo di nome Francesco Vodré, che vedete appunto ripreso, ha passato la cinepresa in mano alla moglie, e che è parte di un fondo filmico conservato presso la Cineteca Sarda di Cagliari. E è brevissimo, poi su questo fondo ci ritorneremo in seguito. Qui sono al Giardino Botanico di Cagliari. Con film di famiglia ci si riferisce, prendendo a prestito la definizione che ne dà Roger Rodin, che è uno dei primi studiosi ad essersi occupato in ambito accademico di questo patrimonio filmico, a quei film realizzati da un membro della famiglia riguardante personaggi o avvenimenti legati in qualche modo alla storia di quella famiglia e a uso privilegiato dei componenti di quella famiglia. Come ho già detto, l'arco temporale in cui si colloca la produzione di questi film e in cui si colloca quindi storicamente la pratica del cosiddetto cinema amatoriale oscilla tra i primi anni 20, scusate, e gli anni 80 inoltrati del Novecento. Sono film girati principalmente nei formati cinematografici ridotti, detti anche substandard, in quanto lo standard in quegli anni era il 35 mm, potete vedere qui nella slide quali sono questi 4 formati, che sono il 9,5 mm Pathé Baby, introdotto sul mercato nel 1922 dalla Pathé, il 16 mm introdotto dalla Kodak nel 1923, seguito dall'8 mm introdotto nel 1932 e poi dal formato Super 8, che è forse il più conosciuto, introdotto nel 1965, e che sono film che ritraggono da un punto di vista inedito e privato alcuni momenti di vita familiare e avvenimenti ed eventi di natura pubblica o privata nel corso del Novecento, appunto. Vediamo ancora qualche slide relativa ai formati ridotti. Vedete qui c'è anche una timeline in cui i vari formati sono diciamo, collocati nel corso degli anni, e vi mostro più nel dettaglio. Questo è il formato 9,5, il 16 mm, l'8 mm e il Super 8. E allora, dopo questo brevissimo, anzi direi più che breve, inquadramento storico-tecnologico, procederei con il fulcro della mia presentazione, con la quale mi propongo di illustrare i risultati di un progetto che ho curato e realizzato, il progetto di censimento dei fondi filmici di famiglia, progetto promosso dall'ICAR, Istituto Centrale per gli Archivi, negli anni in cui era diretto dal dottor Vitali, che ne è stato il promotore e che me ne ha affidato la cura e la realizzazione. Approfitto per salutarlo, non so se mi sta seguendo, se sta seguendo adesso il mio intervento. Devo ricondividere, scusate, un secondo. Nuova condivisione, ecco qui. Si vede la pagina del... Sì, perfettamente. Benissimo, questa è la pagina appunto di presentazione del progetto nel sito dell'Istituto Centrale per gli Archivi. È un progetto partito
nel 2017 e conclusosi nel 2020, che è andato incontro alle esigenze di mappatura, emersione e valorizzazione archivistica del patrimonio filmico familiare di alcune realtà archivistiche che si occupano appunto di salvaguardare questi film e i cui risultati in forme diverse sono accessibili online sia sul portale Antenati del Sistema Archivistico Nazionale che sul Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche. Qui in fondo ci sono i link direttamente, diciamo, ai risultati. Allora, adesso ritorno sul mio keynote, sperando che no, nuova condivisione. No, deve essere successo qualcosa, come mai? Ecco. Ecco qui. Sì. Io però non vedo più nulla, voi vedete? Vediamo il tuo desktop. Ah, ecco. Si è chiuso probabilmente. Vediamo se riesco. Ah, chiusura inaspettata. Il bello della diretta. Sì. Dunque, ritorniamo a... Ecco qui. Quindi l'obiettivo è stato quello di ottenere un quadro archivistico esaustivo di 3 archivi tra gli oltre 20 esistenti, selezionati sulla base della consistenza del patrimonio filmico da essi conservato, sulla base della sistematicità con la quale si occupano dell'attività di salvaguardia nei loro rispettivi territori e sulla base del fatto che erano tra quelli il cui patrimonio non era ancora minimamente accessibile online. La scelta dunque è ricaduta sulla Cineteca Sarda di Cagliari, che custodisce oltre 10.000 film di famiglia provenienti dal solo territorio regionale, l'Archivio Super Ottimisti di Torino, con un patrimonio di circa 2.500 film provenienti prevalentemente da Torino e provincia, e l'Archivio Cinescatti di Bergamo, con un patrimonio di circa 3.000 film provenienti principalmente dalla città di Bergamo e dalla sua provincia. Dopo aver raccolto informazioni dettagliate sulla loro attività e sul trattamento archivistico riservato al loro patrimonio, informazioni che mi sono servite per redigere le schede soggetto produttore, le schede soggetto conservatore, si è proceduto poi a selezionare in tutto 10 fondi filmici già disponibili in formato digitale e di cui erano disponibili anche alcune informazioni che sono state necessarie alla loro stessa selezione, e poi si è avviato un lavoro di ricerca e approfondimento su ognuno di questi fondi con il coinvolgimento delle famiglie che li avevano donati o depositati presso gli archivi. Anche in questo caso, come in altri progetti di valorizzazione di questi film in ambito archivistico che ho curato, è stata menzionata Movies e io sono stata tra i fondatori dell'Archivio Nazionale del Film di Famiglia, dove sono stata responsabile dell'archivio filmico ed extrafilmico per 12 anni, quindi dall'inizio, dal 2003 fino al 2015, adesso invece lavoro indipendentemente. E quindi dicevo, anche in questo caso è stata applicata una metodologia che si è andata definendo nel corso degli ultimi 20 anni in Italia, a partire dal 2003, quando abbiamo cominciato a mettere in piedi questo archivio citato, nella quale i cinematori e le cinematrici e i loro familiari sono diventati parte integrante del processo archivistico con le loro preziose e fondamentali testimonianze, con le loro memorie orali, attraverso le quali è possibile ricostruire e comporre la biografia di chi questi film li ha girati, a ricostruire il contesto storico e sociale in cui questi film sono stati realizzati, ricostruirne il contesto produttivo, e attraverso le quali è possibile ricavare informazioni su ogni singolo film che compone il fondo, chi sono le persone ritratte, quali le occasioni, gli anni e i luoghi in cui sono stati realizzati. Preciso, in realtà volevo farvi vedere appunto l'elenco
Questi sono i 10 fondi filmici rientrati nel progetto, che attraversano quasi tutto l'arco temporale della pratica del cinema amatoriale, più precisamente dal 1927 agli anni 80 inoltrati. Dunque, vediamo ora, scorriamo ora, come vedrete poi tra l'altro si è aggiunto un 11° fondo proprio nella fase finale del progetto, che è il fondo Giovanni Torri, conservato presso l'abitazione privata di questa famiglia. Vediamo ora, le scorriamo velocemente, le slide con le informazioni con le informazioni principali sui singoli fondi che sono stati selezionati, così da rendervi conto appunto degli estremi cronologici, della consistenza dei singoli fondi e delle professioni di questi signori e delle istituzioni dove questi fondi sono conservati. Solo per darvi un'idea, poi è tutto online, non in forma così sintetica ma approfondita. Ecco, vediamo ora brevemente e in sintesi quali sono le fasi del processo di salvaguardia dei film di famiglia, di questo patrimonio, a partire dalla condizione sine qua non dell'acquisizione di un fondo filmico da parte di un archivio, seguita dalla raccolta di informazioni biografiche sul cinematore o cinematrice da parte di chi dona i film all'archivio, che non sempre è il cinematore. Poi si passa alla raccolta delle informazioni di primo grado sul contenuto dei film, sempre da parte dei donatori. La fase successiva è quella della redazione di un inventario con i dati principali che costituiscono il fondo, più precisamente il titolo, se presente sulle bobine, il formato, la lunghezza in metri e le note sul contenitore e sui titoli. A questo punto poi il fondo può essere affidato a chi si occupa della fase di restauro conservativo, ossia la pulizia delle bobine, delle pellicole e il ripristino meccanico della pellicola, prima di procedere a una tra le fondamentali attività di salvaguardia di questi film, che è la digitalizzazione attraverso degli scanner professionali appositi. Una volta che si ha a disposizione la copia digitale del film si può procedere, e del fondo, si può procedere quindi al primo visionamento dei film da parte dell'archivista per familiarizzare con i contenuti dei film e preparare la fase successiva, che è quella del visionamento dei film con la famiglia, predisponendo un'intervista. E dopo la visione dei film con la famiglia e le interviste ai cinematori e ai familiari, il processo archivistico prevede la descrizione del contenuto di ogni singolo fondo, di ogni singolo film e di ogni singolo fondo in appositi database, e infine la valorizzazione in diverse modalità, cataloghi, web documentario, prodotti multimediali e in ambiti e contesti diversi, come quello archivistico, artistico o accademico. Per questo progetto il lavoro di approfondimento da me svolto sui singoli fondi filmici è partito dalla consegna da parte degli archivi delle copie digitali, che mi ha permesso di visionare tutti i film, di prendere contatto con le famiglie, di organizzare gli incontri in presenza, di predisporre le interviste, realizzarle. Solo in un unico caso ho intervistato il cinematore in persona, per gli altri ho intervistato i figli, alcuni quasi novantenni, dei cinematori. E una volta raccolte tutte le informazioni e audio e video registrate le interviste, il passo successivo è stato quello di lavorare ai 2 output previsti dal progetto, ossia la redazione e la pubblicazione di schede di descrizione archivistica di ciascun soggetto conservatore e delle rispettive schede di complesso archivistico e soggetto produttore per ciascuno degli 11 fondi, sia sul SIUSA, sul sistema informativo unificato delle soprintendenze archivistiche, e la pubblicazione delle stesse schede di descrizione sul portale Antenati nella sezione Storie di famiglia,
in questo caso però accompagnate da prodotti multimediali nella forma di web documentari, costituiti da soli testi e immagini che ripercorrono la storia di ogni singola famiglia attraverso i rispettivi film di famiglia. C'è stato dunque un lungo e impegnativo lavoro di traduzione e sintesi delle informazioni raccolte per la redazione appunto delle schede di descrizione archivistica e successivamente un lavoro di catalogazione analitica di ogni singolo film e la messa in fila e il montaggio di tutti i film che componevano i singoli fondi, ordinati cronologicamente per comporre i diversi affreschi familiari. Il software utilizzato per realizzare i web documentari è il Clint. Vorrei a questo punto farvi vedere il risultato del lavoro svolto sul fondo filmico Francesco Vaudrey sul portale Antenati, e di cui vi ho mostrato un brevissimo estratto prima. Prima di passare, diciamo, direttamente sul portale Antenati, vorrei però mostrarvi alcuni elementi del dietro le quinte del lavoro d'archivio. Vediamo alcune bobine che compongono il fondo Vaudrey, tutte in formato 9,5 mm, girate tra il 1929 e il 1949, ed è proprio dalla visione, dall'analisi delle bobine che inizia il percorso di salvaguardia di questi film. Potete vedere in queste immagini quante informazioni si possono trovare sulle bobine o sui loro contenitori, che danno informazioni sulle date e sui contenuti. Non sempre è così, ma nella maggior parte dei casi ci sono delle scritte sulle bobine che aiutano nell'avvio appunto dell'itinerario archivistico di salvaguardia di questi film. Ecco ancora una immagine, un'altra ancora, e poi volevo mostrarvi due brevissimi estratti dell'intervista che ho realizzato nell'arco di 2 intere giornate a Sassari nel 2017 con uno dei figli del cinematore Antonio Vaudrey, detto Antonello, nato nel 29, che è il bambino che abbiamo visto nel film che ho mostrato precedentemente, e all'epoca dell'intervista quasi novantenne, che mi ha raccontato tutto della storia della sua famiglia, dandomi la possibilità di ricostruirla attraverso i film girati da suo padre, e dandomi la possibilità di identificare tutte le persone che appaiono nei film, tutti i luoghi in cui sono stati girati, e di confermarmi le date che apparivano sulle bobine. Ecco, adesso... Lo so perché sono nel 29, il primo filmato è proprio io che l'ho appena nato, 29, si è preso una cena inizio e gli è iniziato. Tra l'altro, allora, la cena inizio 9,5, la pellicola 9,5, oltre ad essere molto delicata, perché ha la perforazione centrale, per svilupparla bisognava andare in continente, cioè passavano addirittura dei mesi. Lui si è attrezzato e si sviluppava in laboratorio, nel suo laboratorio, la pellicola, con l'inversione, eccetera. Molte volte usciva bene, molte volte meno bene, ma è andata così. Il cognato di babbo, cioè sposato con la sorella, che era notaio, esercitava segui. Qui avevamo la casa e noi a luglio si andava. Ma ti ha chiesto se restiva? Una volta aprite le scuole. Andavate lì. Perché che altitudine aveva Seui? Seui, non lo ricordo. Bene, ho interrotto bruscamente, scusatemi, ma altrimenti durano troppo. E dunque, adesso andiamo sul portale Antenati. Devo fare di nuovo questa operazione di condivisione sperando che tutto vada bene. Si vede? Sì, bene. Sì, vediamo bene, perfettamente. Bene. Allora, quindi ora esploriamo la struttura dell'edizione multimediale del web
documentario, vedendone alcuni minuti anche se è possibile, e scorriamo anche le informazioni che sono presenti sul sito, appunto il portale degli antenati, le informazioni diciamo in sintesi di cosa diciamo tratta il fondo, e poi le schede la scheda biografica del cinematore nella sezione i protagonisti, e poi nel paragrafo i protagonisti, e poi la scheda fondo che ovviamente ora non sto a leggere. E vorrei ora invece passare direttamente al web documentario, e che è strutturato, lo vedete? No. Sì, che è strutturato in ordine cronologico. Si parte con una breve presentazione del fondo, con una timeline in cui sono stati collocati alcuni estratti dei film contenuti nel web documentario, e poi si passa a una breve presentazione, adesso arriverà, del cinematore, a un suo breve ritratto visivo. Questo lo avete già visto. In tutti gli 11 web documentari è sempre presente all'inizio una breve sequenza in cui si presenta anche visivamente il cinematore, che ogni tanto appare nei film, rarissimamente, e quel bambino lì che vedete è il signore di cui avete visto prima un estratto di intervista. Ecco, poi si procede appunto con la visione di tutti i film. Ciascuno dei film è preceduto da un cartello introduttivo che ne descrive brevemente i contenuti, e i singoli film sono poi provvisti anche di didascalie in sovrimpressione per fornire alcuni dettagli in più, in particolare sull'identificazione delle persone ritratte. Ecco, questa è una messa in scena di, appunto, di presentazione del nuovo componente della famiglia alle zie, alle sorelle del cinematore. Vado avanti solo per farvi vedere qualche secondo anche del successivo film, ma poi interrompo, e volevo mostrarvi anche un'altra possibilità di visionamento. Ecco, c'è un'altra possibilità di visionamento attraverso questa sezione in basso, lista film, dove ci sono tutti i film provvisti dei titoli attribuiti, ordinati cronologicamente, che possono essere visionati singolarmente. Poi ci sono le altre due sezioni, un'altra sezione con i credits, e poi un link per ritornare al punto di partenza al portale Antenati. Dunque, credo che il mio tempo sia diciamo arrivato agli sgoccioli, e questo è il lavoro svolto per questo progetto, ed è una delle possibili modalità di valorizzazione di questo patrimonio filmico in ambito archivistico. Vi invito quindi ad esplorare gli 11 web documentari per lasciarvi trasportare nel Novecento attraverso le varie storie di vita che questi film ci raccontano, approfondendo preventivamente, se possibile, le biografie degli stessi cinematori, e sono ovviamente a disposizione per qualsiasi domanda e approfondimento ulteriore sul progetto e sulle attività di valorizzazione di questo patrimonio che mi impegnano da circa 20 anni, sia alla fine di questa sessione, se ci sarà tempo, altrimenti questo è il mio indirizzo, e a questo punto dovrei ritornare, togliendo qualche secondo ancora, al mio keynote,
per arrivare all'ultima slide con la mia email. Vi ringrazio per l'attenzione e buonasera a tutti. Grazie, grazie Carianne. Certo che il mondo del film di famiglia è un mondo veramente affascinante. Meriterebbe un convegno solamente lui. E noi purtroppo dobbiamo andare avanti con l'ultimo dei relatori, l'ultimo ma last but not least, come si dice in inglese, perché Stefano Cosso, che è un professore di scuola superiore, nonché noi ci siamo conosciuti al corso di archivistica contemporanea presso la CS e da lì è nata una collaborazione. Abbiamo avuto un'idea, diciamo così, di realizzare un sondaggio che al momento è stato somministrato, come poi ci racconterà, in ambito scolastico, quindi di colleghi di scuola superiore, però in prospettiva estremamente interessante. Quindi gli cedo subito la parola e lui presenta il Mi sentite? sulla formazione, sì, gestione e conservazione delle memorie personali in ambiente digitale. Stefano, a te la parola. Perfetto, grazie dell'invito più che altro come prima cosa e condivido lo schermo. Disabilità, però non posso, c'è scritto che l'organizzatore è disabilitato la condivisione dello schermo partecipante. Non riesco a condividere lo schermo. Sì, un momento. Chiedo scusa, grazie. Riprova adesso? Ok. Sì, ora un'altra cosa. Grazie mille, perfetto. Allora, io non ho il Keynote, ma ho semplicemente l'open source OpenOffice, eccoci. Allora, il sondaggio, come dicevo appunto prima, il titolo. Allora, quello che vi porto come ultima parte appunto è il sondaggio sulla formazione, la gestione e la conservazione delle memorie personali. Né più né meno sarebbe un sondaggio ai docenti, che io rappresento, come giustamente mi ha anticipato il professore Allegrezza, e quindi ci siamo domandati, perché questo questionario l'abbiamo fatto a 4 mani insieme, come gestiscono praticamente gli archivi digitali personali, ed è stato molto interessante le risposte, poi sono nate una serie di problematiche. L'argomento nello specifico sono una serie, parlerò un po' in generale, una panoramica sul sondaggio, appunto, le problematiche collegate appunto alla gestione, come dicevo un attimo fa. Nello specifico entrerò in merito su quello che sono i file fotografici e audiovisivi, le poste elettroniche, i device, i social, la questione dell'età digitale, anche questa questione dibattuta molto importante, attuale più che altro, e bisogni formativi che appunto sono collegati alle condizioni, diciamo, specialmente per i docenti. Concluderò con la situazione, quindi con un quadro generale, analizzerò alcune prospettive e avanzerò alcune proposte. Come avevo appunto accennato prima, personalmente ho seguito il corso di alta formazione della CS e questo è il sondaggio, è praticamente l'oggetto di quello che è l'elaborato finale, dal titolo appunto modalità di archiviazione e conservazione degli archivi personali digitali nativi o digitalizzati. Bene, questo né più né meno è invece una mappa concettuale su quello che rappresenta appunto la mappa su quello che sono i 5 punti in chiave giornalistica che riassumono un po' appunto il sondaggio. Rispondendo alla domanda a chi è che è indirizzato questo sondaggio, sono appunto i docenti che hanno risposto. I rispondenti a questo questionario sono stati 103, che rappresentano appunto più di 300.000 docenti di ruolo. Questi sono dati del 2019, e la domanda: che cosa si ricerca? La modalità di archiviazione e di conservazione degli archivi personali digitali e nativi digitali, dove quando è stato somministrato questo questionario, settembre 2020, in regioni come Lazio, Liguria e Veneto, tramite
un'indagine CAUI, ovvero quindi online, con un modello, un Google Moduli, quindi utilizzabile con qualsiasi tipo di device. Il perché è stato fatto questo? Per analizzare e confrontare le percezioni, il livello conoscitivo e i bisogni formativi, che vedremo sarà l'ultimo argomento, ma che è quello più importante, specialmente collegato alla funzione docente. Quali sono i temi? 64 domande, 10 temi specifici che sono interconnessi. Velocemente, visto che il tempo a disposizione è quello che ho, faccio velocemente l'informazione preliminare, che tra un attimo li vedremo. Si parla dal punto di vista anagrafico, le modalità di formazione di archivi digitali, nello specifico dati Office, in particolar modo, archivi di posta elettronica, archivi fotografici, social media, la parte collegata alla conservazione. Non ho inserito l'accesso alla privacy per problemi di spazio e di tempo, la questione dell'età digitale e la conclusione appunto i bisogni formativi. La prima parte, cioè le prime 6 domande, la prima sezione, ci può aiutare anche a avere una attendibilità, diciamo, di questo sondaggio. I numeri 103 docenti non è un numero molto alto per poter rappresentare più di 300.000 docenti, servirebbero minimo 29.000, 30.000 docenti per avere il minimo di errore statistico, errore campionario, chiedo scusa. Quindi possiamo vedere appunto che i dati di genere non sono simili a quelli della media nazionale, mentre la fascia d'età, che è la più rappresentata dai 50 ai 55 anni, che hanno risposto, coincidono con la media dei docenti, che è 52 anni. Altre date importanti, oltre al titolo di studio, l'area disciplinare che è omogenea, divisa tra umanistica e scientifica, il sistema operativo più utilizzato è il Windows. Sempre sistema proprietario Windows, possiamo parlare anche collegato all'utilizzo della produzione di documenti Office. Difatti MS Office è quello più utilizzato, mentre l'OpenOffice o appunto gli altri open source hanno un'importanza marginale. E la scelta di questi programmi si possono individuare grazie all'introduzione nel 97 della patente europea del computer, diventata nel 2013 la nuova patente europea, e ad oggi, dal 2015, con la legge 107, denominata la buona scuola, i docenti sono orientati a implementare le proprie competenze digitali. Bene, dopo 5 anni vediamo cosa il nostro questionario ha ha scovato, ha fatto emergere. Alla domanda, la questione, la gestione dell'archivio digitale, come viene gestito? Si possono individuare delle potenziali difficoltà in fase di ricerca e di gestione, perché pochissimi, il 3% appunto, aggiungono i metadati. Un poco più della metà utilizza una archiviazione in cartelle, solamente un'altra piccola parte, le divise in maniera per argomenti e quindi a livello temporale, quindi c'è un inizio, un abbozzo di gestione ad albero. Mentre, incredibile a dire, però, per la gestione di file fotografici o audiovisivi c'è una gestione migliore. Questa sarebbe da approfondire questo tipo di analisi con delle interviste, con focus group, cioè quindi andare oltre a quello che è l'analisi quantitativa, ma andare sulla qualitativa per capire perché effettivamente sono più importanti le fotografie piuttosto che gli audiovisivi, perché la risposta, il 54% della gestione delle proprie cartelle è superiore ai dei dati che avevamo visto nella slide prima. Il 26% dice appunto che crea anche delle sottocartelle, quindi siamo in direzione dell'albero come gestione, solo una piccolissima parte, 20%, un'unica cartella, quindi sarebbe interessante fare delle valutazioni successive approfondite di carattere qualitativo. Salvataggio degli archivi.
è presente un basso rischio di pericolo di perdita di dati, perché solo il 20% dei docenti mantiene i propri dati solo in locale, mentre i rimanenti salvano in locale supporto esterno, in locale cloud, che parlando anche del cloud invece possiamo dire che il 76% utilizza Google Drive, semplicemente perché la maggior parte delle piattaforme delle scuole utilizza Google, il G Suite, e altre tipologie di cloud. Il 23% non ritiene una scelta idonea. Anche qua, chi ha ragione? Se uno pensasse che un server di Google domani bruciasse o fosse cancellato in qualche maniera, il 23% avrebbe ragione. Anche qua è un discorso di percezione e di valore che ognuno gestisce in maniera diversa. Vado avanti. Qui invece passiamo, diciamo, su situazioni un po' più pericolose, nel senso che la gestione dei dati sui device sono, diciamo, esposti a un rischio maggiore, perché il 42% li lascia solamente dalla memoria interna, quindi dove si cade il cellulare, o che sia lo smartphone o il device o l'ultrabook, perderebbero praticamente tutto. Una piccola parte viene depositata alla memory card e una parte è cloud, però aumenta potenzialmente il rischio se il discorso di prima del server bruciato. Dal punto di vista, siamo sempre nella zona pericolosa, perché il 56% dei docenti non salva, non carica, non scarica il materiale presente sui social media, quindi diciamo un altro potenziale rischio di perdita, e anche dei messaggi di cellulare. Più della metà li lascia direttamente sulla memoria del telefono, alcuni sul cloud, e quindi siamo sempre, diciamo, in una situazione abbastanza critica. Come critica anche gli applicativi di messaggistica istantanea, dove la maggior parte utilizza appunto WhatsApp come programma applicativo proprietario, mentre Telegram come al secondo posto, che è un open source. Quindi anche la situazione è abbastanza pericolosa. La posta è ancora peggio, nel senso che il 93% utilizza Gmail, e quindi c'è sempre il discorso prima dei problemi del provider, potenzialmente a 3-4 mail di riferimento. Il 70% non utilizza il client come Outlook o altri, e quindi c'è una potenziale perdita di queste mail depositate online, piuttosto che scaricate in locale e salvate, eccetera. Sempre parlando di posta, i docenti non pensano che ci sia bisogno di un'organizzazione. Il 60% appunto non intende organizzare la propria posta elettronica, solamente una parte, il 12%, ha una gestione articolata, non salva la posta, e praticamente tutti non utilizza applicativi di archiviazione mail tipo Mailstore e altro, quindi la situazione è abbastanza emergenziale. Cambiando argomento, ma più che altro andando nella parte, quella della conservazione, il 76% delle persone non intende o non ha attivato praticamente il salvataggio, il backup dei propri dati in supporti distanti dalla propria abitazione, nel concetto del disaster recovery. E solamente una piccola parte lascia una copia dei parenti o un ufficio, dipende appunto dalla distanza di questi, se è vicino oppure no, se no aumenterebbero ancora le problematiche, le potenziali danni. La conversione, quindi la migrazione dei dati, dei file obsoleti, non viene considerato per l'84%, solamente una piccola parte, il 16%, crede che sia necessario. Mentre le strategie di conservazione, questo è molto importante come tipologia di risposta, per tutto perché, non l'ho detto, ma c'è scritto, nel senso che la maggior parte degli istogrammi a colonne orizzontali sono risposte a domande a scelta multipla, quindi la percentuale, diciamo, non è sempre precisa, diciamo, al 100%. Quindi
come le strategie di conservazione, in particolar modo i docenti salvano sul supporto fisico. Alcuni sono un po' più particolari, diversificati, fisico e cloud, e alcuni la stampa su carta. Anche qua, secondo me, sarebbe ideale creare dei focus group su vedere effettivamente se la scelta ricade per abitudine o semplicemente perché conoscono che nel prossimo futuro tutto quanto potrebbe sparire se si attivasse migrazioni o altro, nel concetto della digital dark age. Bene, passiamo all'eredità digitale. Per il corpo docente l'eredità digitale non è importante per più della metà, solo pochi hanno attivato delle strategie, quindi siamo davanti a un limitata percezione del pericolo e ancor meno attivazione di azioni strategiche, in particolar modo dei file digitali, dei supporti, mentre dal punto di vista, diciamo, del patrimonio digitale online, diciamo che è abbastanza simile, con anche minor attivazione dei sistemi di protezione. Scusa se ti interrompo un attimo, Stefano, non per il tempo, siamo perfettamente in linea, anzi è estremamente interessante. Se Certo. puoi tornare un secondo sulla slide precedente, sì. Ti ricordo che quando abbiamo creato il sondaggio, la domanda: hai mai riflettuto sulla sorte del tuo patrimonio digitale dopo la morte? La prima risposta è no, perché dovrei? Ed è quella che ha avuto diciamo, lo Sì, score più alto, no? Cioè, in sostanza, la maggior parte delle persone ignora completamente che esiste un problema legato all'eredità digitale. Questo sì, hanno praticamente come se non fosse una problematica presente, cioè esatto. Il vuoto proprio, sì. Ti ricevo la parola. Grazie mille. No, non ho inserito quella, in realtà ma avrei dovuto, giustamente, perché era molto significativa. Grazie ancora. Proseguo. Allora, il patrimonio digitale nei supporti, appunto, è negativo, nel senso che non è stata attivata nessun tipo di azione strategica, idem per quello che sono, appunto, il patrimonio digitale online. E quindi siamo davanti anche ma anche la limitata ammissione della mancanza di conoscenza del tema, visto che solo il 3% dicono non ci avevo pensato. Quindi è anche abbastanza importante questo, quindi sarebbe da ragionare a capire, e più che altro a sensibilizzare le persone in questa direzione, che non è poco. Passando invece all'ultima parte dell'età digitale, è importante questo, credo, che è la donazione degli archivi, cioè, facendo un esempio, se un docente avesse dei figli di famiglia in casa e volesse appunto donarli, il gruppo, diciamo, dei docenti risponde al 62% no, non sarebbero, e quindi c'è una percezione limitata dell'importanza del valore storico dei propri documenti. Quindi anche questo è importante. E questo è il discorso proprio per la mancata conoscenza di quello che potrebbero rappresentare dal punto di vista storico i propri documenti, che hanno appunto un valore. Anche qua il valore è una cosa, è un argomento qualitativo che comunque forse deve essere approfondito in quella direzione, non semplicemente con delle domande a risposta multipla. Quindi è un discorso che dovrebbe avere un altro tipo di analisi, di ricerca. Bene, bisogni informativi. Questo è quello che mi preme un po' di più, semplicemente perché è da qui che si può costruire qualcosa, cioè le risposte in base a come l'autovalutazione dei docenti. Quindi ammettono, il 74%, la mancanza di conoscere queste conoscenze e competenze per poter gestire il proprio archivio digitale personale. E il 30%, quasi il 30%, è interessato a recuperarle. Questo è un dato molto importante, perché su questo si può costruire, ma ne riparlerò alla fine. E il 32% pensa di possedere queste conoscenze. E andiamo a vedere da dove arrivano. 73% curiosità personale, 29% curiosità, scusate, 73% curiosità personale, sì, 29% curiosità professionale, mentre solo il 16% istituzioni e dell'università. Qui, idem, scusate, ma ritorno al discorso del focus group, perché qui è importante, secondo me, andare nello specifico su perché, in questo caso specificatamente, mancano una partecipazione, quindi attenzione dell'argomento, o dalla parte della presenza dell'offerta formativa presente oppure no, o di altri fattori che sicuramente non si possono vedere con delle risposte chiuse.
E proseguo, la domanda sull'utilità delle conoscenze. È importante vedere che più della metà dice forse sì, è importante queste conoscenze che sono per gestire, e invece il 35% dice che sono indispensabili, quindi è lo zoccolo duro, e solo il 7% dice no. E quindi siamo davanti a un bisogno formativo necessario, riconosciuto dai docenti. Dal punto di vista del bisogno formativo anche per gli studenti, una buona parte è in questa direzione, e il 47% intende che è importante dalla scuola secondaria di primo grado, quindi un dato molto, molto importante. L'utilità del sondaggio che è stato proposto dagli insegnanti è se idoneo anche per gli studenti. Una buona parte, anzi la maggior parte appunto, e tutti solo il 9% ha consigliato di non somministrarlo. Bene, situazione. Riassumo velocemente quello che abbiamo visto fino adesso. Allora, i dati statistici che abbiamo visto fino adesso sono rappresentativi in maniera limitata, cioè il campione è limitato e con una rappresentazione geografica limitata, appunto limitata a 3 regioni. Siamo di fronte a dei rischi di perdita di dati sulla gestione dell'archivistica digitale non piccoli, su varie generi, archiviazione e conservazione, e in particolar modo su quello che sono le mail e i device, e la percezione limitata dell'eredità digitale e dei bisogni formativi che sono stati appunto dimostrati, sono emersi direttamente dai rispondenti. Prospettive e proposte. La ricerca è importante, secondo me in questa direzione ce la dovremmo approfondire con un approccio misto, possibilmente quindi qualitativo e quantitativo. Scusate, ma io sono del partito della visione quantitativa, perché secondo me bisogna partire dalla quantitativa, ma bisogna arrivare alla qualitativa, perché bisogna vedere effettivamente il valore di questi dati, fin dove arriviamo. Io consiglierei utilizzare l'Ime Survey come tipologia di open source licenza new, e focus group. Questi due elementi secondo me sono essenziali. Abbiamo detto che i docenti riconoscono la mancanza di conoscenza di questo argomento, e il 30% è interessato. Quantifichiamoli: il 30% delle persone sono quante? Della scuola secondaria secondo grado sono 90.000 persone, e se allarghiamo, diciamo, all'universo statistico di riferimento dei docenti, parliamo di 235.000 docenti, parliamo di un esercito da formare potenzialmente se fossero interessati, e se questo dato qua fosse confermato al 30%, parliamo di tanta gente che potrebbe essere in direzione di una richiesta formativa. Quindi, e poi non solo, si potrebbe espandere anche agli studenti, visto che hanno manifestato questa importanza. Però sarà appunto importante anche quindi campionare sia i docenti sia gli studenti in questa direzione. Quindi le prospettive di ricerca sono molte, ma anche poi dopo seguendo creando una formazione efficace e anche di strumenti per gli studenti adatti. Oltre a quello, sensibilizzare alle tematiche dell'età digitale. Ma chi è che può fare tutto questo? Una nuova figura, un qualcheduno, in questo caso qua specificatamente un nuovo formatore che ha dato un nome non di fantasia, ma vicino a quello che potrebbe essere il Digital Record Personal Trainer, un esperto che facilita, sostiene e consiglia, cioè facilita l'insegnamento in campo archivistico, sostiene i bisogni formativi nei contesti, stiamo parlando di scuola, quindi per il contesto anche privato e pubblico. È un consulente per i segmenti del mercato culturale di riferimento, che potrebbero essere esterni anche dalla scuola o collegati, diciamo, a istituti culturali. Questa figura dovrebbe, credo, ispirarsi a Mario Calvino, il padre del famoso scrittore italo, che all'inizio del Novecento in Liguria andava in giro con le cassette di libri agrari per seminare la cultura agraria e nei vari centri rurali. Oggi invece c'è bisogno di seminare la cultura digitale. Cioè, cosa vuol dire? Di sostenere i citizen archivist, che sarebbero tutti noi, che abbiamo bisogno di salvare il salvabile, come potrei dire, ma in tutti i campi culturali, nello specifico anche a scuola, perché se si parte dalla scuola diciamo a seminare la cultura, possiamo arrivare a tutto il resto. Concludo con la proposta finale.
Credo che sia importante riunire degli esperti per valutare e individuare i dati statistici adatti che siano sia dal punto di vista di metodi sia quali dati siano condivisibili e comparabili, creare degli standard di ricerca, ma più che altro anche delle ricerche di mercato, perché stiamo parlando anche di una figura lavorativa nuova, quindi forse anche quello. Tematiche basilari sulla corretta gestione archivistica digitale, corsi universitari tematici perché ad esempio la didattica della gestione archivistica digitale potrebbe essere interessante, che un conto è conoscere l'argomento, un conto è saperlo insegnare. Lo dico da docente, non è facile. Ma ancora peggio quando praticamente siamo davanti a situazioni che dal punto di vista della latitudine, cioè quello che viene fatto a Trento non è quello che viene fatto a Trapani, sia dal punto di vista del codice linguistico, sia anche delle didattica in classe. Oltre a quello, la possibilità della configurazione e quindi del profilo di una nuova professione, sia in ambito pubblico che privato, e delle proposte operative come l'intelligenza artificiale per la gestione delle problematiche che sono emerse quindi sulle mail e sui device. Ho finito, non so se sono riuscito a stare nei tempi. Vi ringrazio e vi saluto con una domanda che credo ci possa servire a tutti, che è questa. Grazie. Grazie Stefano, veramente molto interessante questo lavoro che hai fatto e che non ha tralasciato di suscitare diverse domande anche in chat, non so se hai visto. Ritorno un secondo sulla penultima, c'era uno spunto interessante, se puoi, sulla slide precedente questa. No, quella dopo? Ancora dopo ce n'era un'altra? No, dopo di questa. Okay. Sì, perché condividendo non riesco a vedere cioè, non riesci a vedere. Quindi. Non troppo bene. No, diciamo che di spunti interessanti ce ne sono stati tantissimi. Mi è molto colpito il fatto che il 47% ritiene che le conoscenze archivistiche vadano impartite non solamente a livello universitario, questa è una osservazione che ormai da più parti viene fatta, ma addirittura fin dalla scuola secondaria di primo grado, cioè quella che banalmente chiamiamo scuola media, se non vado errato. Quindi questa è un'osservazione veramente interessante. Sì, il bisogno formativo necessario. Dobbiamo lavorare su questi temi. Sì, sarebbe interessante, credo che venga presa, diciamo, questa decisione, ma non dico a livelli alti, nel senso basterebbe solamente che gli istituti, basta un numero congruo, ad esempio della scuola superiore, per poter far sì che questo sondaggio avesse diciamo, una possibilità di essere più vicina alla realtà, come dicevo prima, basterebbero 30.000 docenti. Parlando di docenti, poi parlando di studenti, il cambio ed è tutto riferimento, ed è riferito all'universo statistico di riferimento. Quindi basterebbero pochi istituti, non è così impossibile. Se l'ex MIUR, oggi MI, non ha una politica, diciamo, di creare questionari, domande di questa direzione, basterebbero che alcuni istituti, pochi, numericamente idonei per raggiungere questo numero, potrebbero coordinarsi, però appunto diventerebbe limitato dal punto di vista geografico, dipende se è una iniziativa di pochi ma distribuita a livello nazionale in maniera omogenea, allora potremmo conoscere l'Italia dice X, piuttosto che una regione. Diventerebbe una elitaria dal punto di vista numerico, non è proprio così semplice. Certo, io mi sono dimenticato di dire all'inizio, quando ti ho presentato, che sei di formazione un geografo,
Sì. Anche un grande esperto di statistica, ma questo credo che si sia visto. No, esperto magari. Diciamo che i numeri della statistica mi sono sempre cioè mi sono sempre sono praticamente la rappresentazione numerica, diciamo, della realtà spalmata, distribuita dal punto di vista anche geografico, perché i numeri possono darci un insieme di interpretazioni necessarie, però il problema sostanziale è che il numero è limitato, è limitante. Come dicevo prima, io sono diventato un fans della analisi qualitativa, perché con quello si riesce a entrare direttamente nei problemi e analizzare effettivamente che cose che muovono le varie dinamiche dei fenomeni. Questi sono argomenti e fenomeni abbastanza particolari, e per poter trovare delle soluzioni sarebbe da ideale vedere come la pensa la gente. Certo, assolutamente fondamentale. Vedo in chat un'altra interessante Ci sto provando. osservazione, che Sì. è quella dell'amico Pietro Giarre, che fa riferimento anche al concetto di igiene digitale. Pietro, Sì. visto che sei online, se vuoi puoi prendere la parola. Sì, sì. Grazie Stefano, ho visto appunto la proposizione di nuove figure professionali. Qua si deve allargare un po' il campo dal discorso archivistico puro al discorso dell'educazione digitale. Le persone dicono che l'eredità digitale non è importante perché tutto quello che ho in digitale non ha valore, e non ha valore perché è un cumulo, è una discarica, no? E allora, mentre sarà importante tenere qualche campione di questi cumuli, ovviamente, per la più parte, se vogliamo aiutare le persone ad aver contezza dell'importanza del loro patrimonio, dobbiamo insegnar loro, e questo sì, nelle scuole elementari e medie, no? a scartare. I ragazzi sono molto interessati al fatto che quando gli spieghiamo che se tengono i video e le fotografie sul cellulare loro consumano ambiente, cosa che ignorano, e se le tengono ferme apparentemente consumano lo stesso, perché queste cose vanno avanti e indietro sui server. Quindi è un driver importante per insegnare ai ragazzi a scartare e quindi valorizzare il loro patrimonio, è quello energetico. Ne ha parlato addirittura il ministro Cingolani, quindi siamo a posto. Se se ne accorgono i ministri, forse. Certo, questo è un suggerimento, Stefano. Il termine igiene digitale io lo uso perché è facile da capire, insomma. Incomincia a far pulizia, e così avremo una speranza di mantenere qualcosa di questa nostra civiltà, se no abbiamo il Medioevo davanti, come dite, Sì, come mi insegnate voi. Certo, ma difatti colgo l'occasione, grazie ancora del consiglio, perché più che altro il tempo a disposizione è sempre meno, produciamo in maniera forsennata dati digitali che sicuramente sono, non dico spazzatura, ma sono pesanti, appesantiscono, quindi è giusto anche fare uno scarto, una valutazione su quello che è. Ma l'importante è che ci sia anche la possibilità di di rendere noto, diciamo, questo agli studenti, prima i docenti, che dovrebbero essere anche portatori di questa visione del mondo, partendo anche dall'information literacy e di tutto quello che è collegato alla conoscenza di informazione, perché un video logico fatto da me o come dico a scuola per far ridere gli studenti, fatto da Gino il vicino, fa ridere, sì, però se questo vicino di casa invece è un Nobel della medicina o di altro, ha un altro valore. Quindi, nel senso, è importante sicuramente soppesare le cose e far sì che abbiano la giusta valutazione, e però anche di tentare di salvare il salvabile. Cosa vuol dire appunto? Di non perdere tutto, perché rischiamo in un prossimo futuro di perdere molto. Basta.
Assolutamente sì, guarda Stefano, concordo pienamente. Do un attimo lettura di un paio di domande senza le quali non vorrei chiudere il convegno. È una domanda, anzi un commento, un'osservazione da Sergio, il quale dice che è molto interessante l'utilizzo del software open source o proprietario, che in effetti non viene mai tenuto in considerazione, quindi probabilmente è la prima volta. Ed è un commento, mentre invece c'è una domanda proprio sempre da lui: quando è stata fatta l'indagine, prima o dopo il Covid? O durante? Apri il microfono per cortesia. Sì, chiedo scusa, sì. Allora, sì, settembre 2020, quindi comunque eravamo già in una situazione di chiusura. Cosa vuol dire? Volevo andare a cercare più che altro quello che dicevano prima sul discorso open source. No, non più avanti. Eccolo qua. Sì, questo confronto è abbastanza interessante, semplicemente perché sono andato abbastanza veloce su questo punto, però diciamo, l'applicativo proprietario di Microsoft è quello che, vedendo che i colleghi quasi tutti hanno, o se non hanno direttamente l'Apple, quindi il macOS. Vi è una specie di proprio divisione, come chi utilizza uno non utilizza l'altro, anzi c'è una specie di distanza dal punto di vista lì, e in pochissimi utilizzano OpenOffice. Io personalmente sono un fautore, infatti la presentazione la sto facendo ogni tanto va in crash, quando cade non è il massimo, perché non è proprio così potente da quel punto di vista, però la filosofia che c'è dietro l'open source credo che sia abbastanza importante, però ha avuto poco spazio con la patente europea del computer da quel punto di vista. Era sempre disponibile, però non molti hanno deciso di perché la presenza di Microsoft è pervasiva, cioè praticamente dovunque. Non solo, ne aggiungo un'altra: la maggior parte, diciamo, delle segreterie delle scuole ha direttamente questi programmi qua, quindi un punto da CX e sarebbe ideale avere direttamente Microsoft, e quindi è anche limitativo da quel punto di vista, andando in direzione diametralmente opposta dall'utilizzo degli open source, che di solito l'APA è indirizzata. Certo. Grazie Stefano per la risposta. C'è una domanda per Carianne, se è ancora presente, che è stata fatta da Serena Mazzilis. Posso dirlo, lei sta conducendo un sondaggio in collaborazione con Pietro Giarre, tra l'altro, che non l'ha detto, ma sostanzialmente è dietro la piattaforma che credo, immagino qualcuno già conosce, eMemory. Quindi, anzi, se vuoi dire giusto due parole, Pietro. Ma no, grazie Stefano. Mi piacerebbe. 5 anni fa abbiamo incominciato a produrre eMemory, e lo trovate www.ememory.it. È uno strumento che noi mettiamo a disposizione anche a titolo gratuito di scuole e istituzioni, qualunque tipo di file, e soprattutto cerca di essere uno strumento educativo, insegnando appunto a selezionare, ordinare, eccetera. La usi a un sistema di cartelle, e poi a un sistema per generare un diario. Stefano, parlavamo prima dei diari, come saranno domani, è sostanzialmente un bot di Telegram che mi permette di passare dal cellulare al mio archivio digitale protetto pezzi della mia vita mentre la vivo, un po' come si fa con un diario, no? Apri il diario e ci butti dentro il pensiero del momento. Da quell'esperienza eMemory è nata con embeddato dentro il concetto dell'eredità digitale. Accenno solo al fatto che noi abbiamo pensato che tutto ciò che noi abbiamo in digitale dovrebbe essere classificato secondo 3 colori: il rosso, che muore con noi per esercitare il diritto all'oblio; il verde, che condividiamo con tutti da subito, e il giallo, che condividiamo con gruppi particolari: le mie memorie di lavoro ai miei colleghi, le mie memorie di famiglia
ai miei figli, le mie memorie dei miei amori ai miei amori. Quindi questo codice rosso, giallo e verde l'abbiamo implementato in memory, da cui poi abbiamo figliato, anche con l'aiuto dell'avvocato Monforte che ha parlato ieri al vostro convegno, abbiamo poi figliato un prodotto che si chiama eLegacy e che vi aiuta a fare in modo automatico l'inventario del vostro patrimonio digitale usando uno scraping delle vostre mail. Questi sono dei prodotti che sono alla ricerca di istituzioni che li adottino anche a titolo gratuito. Ecco, faccio questo appello a Stefano perché noi sostanzialmente non riusciamo a sfondare sul mercato online proprio per quello che diceva Stefano, c'è ancora troppa poca consapevolezza e quindi mi farebbe piacere allearmi con università o istituzioni archivistiche non a fini di lucro, ma proprio per avere il brand e la reputazione che serve per essere credibili. Scusa, finito lo spot, grazie Stefano. No, ma era importante parlarne perché non lo conoscesse, perché li reputo due strumenti assolutamente fondamentali ed essenziali. Ci siamo, lo strumento c'è, ci serve, siamo ben interessati appunto ad alleanze, partnership, a cedere quello che va fatto. Sono anche tutti verificati dal punto di vista GDPR e sicurezza dalla Banca d'Italia stessa, costruiti con quattro mandate, ecco. Perfetto, c'è una domanda, quindi dicevo prima di Serena che sta conducendo, anzi deve ancora avviare in realtà un sondaggio questa volta sugli archivi di famiglia, sempre in ambiente digitale, sarà questo un bellissimo sondaggio, la quale fa una domanda rivolta a Carianne e chiede sostanzialmente a livello tecnico come sono stati digitalizzati i film di famiglia, quindi mi riferisco a formato eccetera, grazie. Carianne, se puoi, ma Sì. due minuti, non di più. Sì, no, ma non essendo poi io un tecnico della digitalizzazione non posso scendere neanche nel dettaglio, però posso dire che la maggior parte degli archivi che si occupano di salvaguardare questi film è dotata di scanner professionali, ormai sul mercato ce ne sono diversi perché l'interesse verso la salvaguardia di questi film è esplosa negli ultimi 20 anni e quindi è possibile utilizzare questi strumenti che scansionano ogni singolo fotogramma ad altissima qualità, arrivando fino addirittura a 4K e oltre, e li trasformano in file digitali. Perfetto, grazie per questa risposta sintetica. A questo punto, se non ci sono altre domande, ma credo di no, visto l'orario, tirerei un attimo brevemente le conclusioni. Beh, intanto abbiamo sentito delle relazioni, credo siate d'accordo con me, di altissimo livello, molto interessanti e stimolanti. Abbiamo avuto tanti spunti di riflessione, tante occasioni di arricchimento, delle sollecitazioni su vari temi che riguardano un po' il personal e digital archiving. Sono emersi, diciamo, diverse riflessioni, perlomeno per quanto mi riguarda. Innanzitutto la mancanza di consapevolezza sul problema veramente della conservazione di queste memorie. Questo è stato addirittura quantificato dal sondaggio di Stefano Cosso. Quindi abbiamo anche i numeri. E l'altro aspetto, secondo me, è quello dell'urgenza, cioè non possiamo permetterci di attendere oltre, perché, e lo stiamo verificando in vari contesti, attendere significa sostanzialmente cominciare a perdere. È anche vero che non possiamo conservare tutto, io l'ho scritto in chat poco fa, conservare tutto è come conservare nulla. Quindi assolutamente sono d'accordo con Pietro quando propone l'igienismo, no? Digitale, cioè operazioni di scarto veramente devono essere massicce e conservare solo quello che vale la pena di conservare. Io ho proposto questo centro di ricerca, quindi chi fosse interessato a lavorare, insomma, su questi temi è pregato di contattarmi, la mail l'avete vista, insomma, è disponibile dappertutto, stefano.allegrezza@unibo.it, quindi l'idea è quella di
veramente di fare rete e di unire le forze per assicurare un futuro a queste memorie personali digitali. Qualche informazione di carattere tecnico, e devo darla obbligatoriamente. La prima è questa: chi avesse bisogno dell'attestato, molti hanno già fatto la richiesta, è pregato di inviare una mail a Chiara Aldini, che è la segreteria organizzativa. L'indirizzo email l'abbiamo scritto, se poi Chiara un attimo rimetterlo in chat così tutti ce l'hanno. E provvederemo entro domani o dopodomani al massimo a distribuire gli attestati di partecipazione. Ovviamente serve il nome e il cognome. Chiara ha preso le presenze. Poi per quanto riguarda le registrazioni, molti hanno chiesto, sono arrivate una quantità sterminata di richieste per le registrazioni video. Stiamo raccogliendo le liberatorie, dovremmo averle quasi tutte, e quando avremo insomma il quadro completo pubblicheremo le registrazioni, dove? Sul sito del Dipartimento, nella pagina dedicata al convegno. Anche qui prego Chiara di rimettere il link alla pagina, e oltre che su questa pagina anche sul sito del Centro Personal Digital Memories, quindi inseriamo anche quest'altro link. Quindi fate riferimento sostanzialmente a questi due siti web. Le slide, che qui abbiamo avuto richiesta da parte di molti di avere le slide, quindi le chiederemo e poi le metteremo, le pubblicheremo sul sito. A questo punto io non aggiungerei altro, però l'ultima cosa che voglio fare è ringraziare assolutamente il comitato scientifico del convegno che mi ha sostenuto nell'organizzazione, quindi ringrazio pubblicamente Fiammetta Sabba, la collega insomma, di Unibò, Lucia Sardo, anche lei Unibò, Francesca Tomasi, che ha parlato questo pomeriggio, anche lei è una collega dell'Università di Bologna, come tutti immagino sappiate. Poi vorrei ringraziare Stefano Vitali, che ha parlato ieri, Paul Weston, che è stato tra i relatori di questa giornata, e Emanuela Carbè, che anche lei è stata citata più volte. Finisco ringraziando innanzitutto Chiara Aldini. Voi non l'avete vista, ma dietro le quinte è lei che ha operato sostanzialmente tutto. Anzi, grazie Chiara che ti fai vedere, quindi se tutto è andato per il verso giusto dobbiamo veramente ringraziare lei. E infine ringrazio grazie a voi. I nostri, diciamo, coloro verso i quali abbiamo il nostro interesse principale, ovvero i partecipanti a questo convegno, che rientrano ovviamente tra l'interesse di un centro e di un convegno sulle memorie personali. Quindi grazie a tutti i partecipanti che ci hanno seguito e che stoicamente hanno resistito fino ad oggi, nonostante diciamo, non siamo riusciti a fare le pause, perché avete visto le relazioni avrebbero meritato ben più dei 20 minuti canonici che abbiamo concesso, quindi siamo andati oltre con i tempi, ma diciamo che l'obiettivo era quello di realizzare un convegno che veramente facesse un po' il punto della situazione e fosse il punto di partenza per una nuova progettualità. Quindi grazie a tutti, spero che il convegno vi sia piaciuto, e immagino di sì, e teniamoci in contatto mediante gli strumenti di cui oggi abbiamo disponibilità, quindi tramite posta elettronica, i siti web e quant'altro.